Padova Rugby. Vicenza con Parolin. Alla rimessa Lucio per la squadra di Vicenza, maglia bianco-rossa, rossa con strisce bianche. Ma è solo Lucio a segnare parità 2-2. Rimessa laterale per Padova Rugby, maglia bianca. Passaggio per San. Non raccoglie. Giocatore che oltrepassa la linea di meta. Non è segnatura ma rimessa per Vicenza. E va a segnare in retromarcia. Vantaggio del 3-2 su Padova. Lo zio, il capitano Benassan. Pinton per il capitano che segna. Parità. Al capitano contro il capitano, scontro fra capitani. Viene bloccato Daniele Renzo. C'è rimessa per i bianchi del Padova Rugby. Toscano. Un buon passaggio per Daniele Renzo dal capitano Giuliano che va a segnare il vantaggio Vicenza. Pinto raccoglie e segna.
l'intercetto di Scatti, ma Lucio riprende la palla per il capitano Giuliano. 3 contro 2, Vicenza. Un'assistenza tecnica per Vicentini. Tutto a posto, si riparte. Nicolò Toscano. Palla contesa. Rimessa Vicenza. Piccoletto e passaggio per Nicolò Toscano, Pinto. Time out. Però chiesto dalla parola del numero 6 Nicolò Toscano, 30 secondi. E se Nicolò Toscano raccoglie Nicky. Lo zio, il capitano, oltrepassa la linea di metà campo, blocco della difesa. Segna Toscano. Giuliano. Si vola sulla linea laterale, Toscano va a segnare.
6 Agaut 1 Forchez Vicenza 8 Padova Reggi. Senza pareggio per fallo di Niccolò Toscano. Palla contesa rimessa per Padova. Dopo la rimessa, girato la e la palla Il capitano per Pinicon. E va a segnare proprio lo zio. Contrasto, assistenza tecnica. Tutto a posto per Nicky Toscano, lo scambio con l'avversario. Palla contesa rimessa per Vicenza, maglia rossa. E segna Giuliano. 2 punti dividono le due squadre, ultimo minuto di questo primo tempo. Di frazione di 10 secondi di Niccolò Toscano. Intercetto dello zio capitano va a segnare con Niccolò Toscano il 10° punto.
Sta a iniziare il secondo tempo della seconda partita di questa Coppa Veneto tra Pavarelli e H21 Fortezze di Vicenza. Pavarelli in maglia bianca, Vicenza in maglia bianca con le maglie rosse con la striscia bianca. Secondi senza palleggiare per il giocatore di Vicenza, rimessa Padova. Blocco su Nicolò Toscano, il quale chiede time out. Rimessa a palla. Lo zio bloccato, ma trova il compagno Pinton che va a segnare. Giulio Renzo trova lo spazio per il passaggio a Vicentini. 9 Vicenza, 12 Padova. Non arriva nessuno a prendere la palla, la rimessa per Padova. Giorgetto taglia passaggio, rimessa Vicenza. Parolini.
non è segnatura. Rimessa a Padova. Si gira il capitano. Tentativo di blocco di Paravin, ma lo zio trova Pinton, numero 3. Va a segnare la meta numero 14 per Paolo. Assistenza tecnica. Giuriolo. Renzo. Ancora il capitano di Vicenza. Time out è chiesto dal numero 13 di Vicenza, Davide Paravin. C'è un doppio cambio per Padova. Escono a San Pati numero 10 e Sante Pinton numero 3. Entrano il numero 7 Paolo Sacerdoti e il numero 12 Filippo Di Fiore. Giulio trova il passaggio per il compagno Renzo che va a segnare. Va Filippo Di Fiore a segnare. Nicolo Toscano intercetta, ma risponde Vicenza con Daniele Renzo.
Dopo che state assistendo alla seconda partita del Coppa America, va a rimessa in gioco Paolino Sacerdoti per Padova. Passaggio di Davide Zesset per Di Fiore, punto numero 18 per Padova. Tocca palla, il capitano di Padova. Assistenza tecnica per Parolin per Daniele segna. Il capitano a segnare, il capitano di Padova, lo zio. Intercetta Padova da segnare con Di Fiore. Ultimi 100 secondi. Errore del passaggio e Lucio Vicentini ne approfitta Padova che va a segnare con il capitano Parolin. Vicenza in attacco. Sfugge la palla. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Rimessa Padova con Sacerdoti. Nicolò Toscano, questa volta si ricorda di palleggiare per non fare fallo di 10 secondi. Scontro fra capitani, pallone che esce.
Zuriolo, bloccata l'azione di gioco di Vicenza con Guccio e Di Fiore. Terminando il secondo quarto, si va all'intervallo lungo sul punteggio di 12 a... Si riparte, Lucio Vicentini ha messa in gioco per Vicenza, 12 a 22 il punteggio. Secondi di ritrovare la rimessa di Padova con Nicolò Toscano. Time out chiesto dal numero 6, Nicolò Toscano, Padova è qui. Toscano passa lungo per Fiore, va a segnare. Vicentini alla rimessa. Va a segnare Daniele Renzo. Pinton. Infrazione di 12 secondi Padova-Recchi. 12 secondi, tempo uguale, la squadra che deve passare la metà campo. Con il passaggio del Vicentini di Corresto segna il punto numero 14. Rimessa Paola. Toscano.
Blocco della difesa Vicenza, guadagna la rimessa. Parolini. E segna Giuliolo, 15ª meta per Vicenza. Sacerdoti Toscano di Fiore. E Parolin difende, butta fuori l'avversario. Rimessa Vicenza. Rimessa palla. Pinto riceve da Toscano. Va a segnare Di Fiore. Vicentini in passaggio per Parolin, quanto in certezza, pallone che esce, rimessa Padova. E segna proprio allo scadere dei 40 secondi Nicolò Toscano. Risponde Vicenza con Renzo. Toscano.
Giuriolo per Vicentini. Di Fiore. Infrazione di 12 secondi Padova Recchi. Daniele. 10 secondi, infrazione di 10 secondi. Rimessa palla con Antonio Sacerdoti. Ruba palla Vicentini a segnare. Rimessa palla, ripartono i 40 secondi di azione. Infrazione di campo di Davide Corolina, rimessa palla. Difesa di Vicenza, però il pallone arriva a Binton che va a segnare. Meta numero 27. Preferenza di Toscano che impedisce a Parolin di raccogliere la palla. Si sbatte con la rimessa di Lucio Vicentini. Si lotta
Rimessa Padova. Time a 24 secondi. Toscano. Non ci arriva Paolino il Sacerdoti, quindi sarà rimessa a Vicenza. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo terzo periodo. Giuliano. La segnale di marcia Lucio Lucentini, 20 secondi al termine. E va di forza Nicolò Toscano a segnare a 7 decimi dal termine del tempo regolamentare. 28 Padova Rugby, 19 H81 Forkets Vicenza, Fiolo numero 10 e Lucio Vicentini numero 1. Va a segnare adesso assistenza tecnica per Marco Ferro. Rimessa per Padova. È entrato per Padova Stefano Franchini numero 11 e Davide Giuseppe numero 4. Hassan Bandi numero 10. Fallo, va in penalty area Marco Ferro per aver toccato un avversario con la mano. Non ho capito. 20 Vicenza, 29 Padova. Time out richiesto dal numero 13 di Vicenza, Parolini. Rimessa di Parolini.
Parolin per Marco Ferro. Va a segnare Stefano Franklin. Parolin, Ferro. Toscano. Il passaggio per il capitano Davide. 31-22 per Padova Recchi. Marco Ferro segna ancora per Vicenza. Joseph Toscano. Recupera Marco Ferro. E va a segnare 7 punti, dividono le due squadre. Rimessa Vicenza con Parolin. Si sta giocando 4-3. Va a segnare adesso. Va in penalty area Parolin. Parte Toscano. Lungo il passaggio ci arriva Davide.
Rimessa a palla, giocatore del Vicenza che è uscito dalla linea laterale. Ancora rimessa a Padova Reggio. Franchin, punto numero 34 per Padova Reggio. Vicenza 35 Padova. Renzo per Davide Parolin. Va a segnare. Time out chiesto dal coach del Padova Reggio, Franco Testa. Si parte con Padova Reggio e zio il capitano per San Badi. Di Fiore. Giuseppe. Va Di Fiore a segnare. Sono stati due cambi prima. Per Vicenza è uscito Davide Parolin, è entrato Nicola Giuliolo per Padova Reggio è uscito Stefano Franchin ed è entrato Sante Pinton, numero 3. Pinto.
Giuliolo, Marco Ferro. La difesa di Padova. Tema per questo al numero 10 Nicola Giuliolo di H81 Forchezza Vicenza. Va in pena di area il numero 12 di Podefiore, Padovecchi. Nicola Giuliolo alla rimessa per Vicenza. Ferro. Rientra Di Fiore, che era uscito perché ha spinto fuori dall'area di gioco un avversario. Ultimi 100 secondi di partita. Hassan Madi. Entra a segnare la meta numero 38 Hassan Badi. Giuliolo. Intercetta Marco Ferro per Giuliolo, non ci arriva, peccato. Ultimi 56 secondi. Counter 30 secondi. Vicenza la rimessa.
Segna Giulio. Messa Padova. Quinto Giuseppe. Sfugge la difesa, lo zio a segnare a 7 secondi dal termine della partita. Questo è il punteggio di 31, H81 Fortezza, Vicenza 39, Padova Rugby termina la seconda partita.